a tutti voi e grazie soprattutto ai nostri due autori presenti. Voi sapete, da tanti anni presento dei libri a Serramani in varie occasioni, mai come oggi io mi sono emozionata per la presentazione stamattina del libro di Annino Mele, Il marchio del bandito, voglio riprendere il mio posto nella vita, e ugualmente con grande interesse ho letto il libro di Toni Muroni, 25 anni. Quindi questa occasione sarà un po' un dialogo a tre sui temi dei loro libri e su altri che ci verrà voglia di seguire e di ascoltare, anche con domande vostre come al solito. Allora, parliamo innanzitutto di Annino Mele, un nome molto importante, il pubblico non è proprio giovanissimo, quindi un nome che sicuramente ha conosciuto, ha seguito nella cronaca, nella nostra storia recente di Sardegna. Quindi un libro veramente impegnativo, forte, importante, e l'incontro con un autore veramente altrettanto sorprendente, che come vedrete ci arricchisce, ci dà uno sguardo sicuramente inconsueto su problematiche che in Sardegna sono state molto forti e lo sono ancora. Questo libro è nato circa 20 anni fa con un altro titolo, è stato pubblicato quasi per gioco, nel senso che è nato un po' da un invito che Annino Mele ha avuto di scrivere la propria vita, il racconto della propria vita. È un libro degli anni 90, Il passo del disprezzo. Questo libro poi è stato ripreso, in qualche parte anche leggermente rivisto, ed è uscito per Alfa Editrice, per questa casa editrice Quartese Alfa Editrice, che ha l'impegno di pubblicare a breve anche le altre opere di Annino Mele, che vi elenco nell'ordine: Sos Caminos della Differenza, E mai, La sorgente delle pietre rosse, Sagruta de sos mortos, Strabismi, Quando si vuole, Il male dell'ergastolano, e uno che è di prossima uscita prossimamente, il mese prossimo. Il tema è quello che naturalmente ha caratterizzato la vita di Annino Mele per oltre metà dei suoi anni. Annino Mele è nato a Mamoiada nel 1951, ha trascorso oltre 30 anni in carcere, in varie carceri, non solo isolane ma anche naturalmente del continente, come diciamo noi sardi, e ha trascorso quindi una vita in esperienze che sicuramente lo hanno segnato, che sicuramente sono state importanti per lui come per la nostra cultura sarda. Il titolo è un titolo che è un po' un pugno nello stomaco, è un autore che guarda in faccia le cose, ha il coraggio di dirle, e appunto questo titolo veramente forte, Il marchio del bandito, voglio riprendere il mio posto nella vita. Veramente mai mi è capitato di leggere in un titolo veramente l'essenza più profonda di quello che è il messaggio di quest'opera. Un'autobiografia è naturalmente la scrittura della propria vita, come dice la parola, e in questa autobiografia, condotta naturalmente in prima persona, Annino Mele dice io, e comincia a raccontare appunto dal suo primo ricordo forte che lo ha iniziato verso una certa direzione. È un ricordo di quando aveva 4 anni. Noi adesso proseguiamo queste vicende. Quello che volevo dire è che quando si racconta un'autobiografia si sceglie di parlare di momenti particolari. Non c'è tutta la vita, ci sono dei silenzi, ci sono delle pause, ci sono delle cose che vengono raccontate. E quando quindi si costruisce un'autobiografia, soprattutto da adulti, si cerca di scegliere, no, nell'immenso materiale delle proprie esperienze, quei momenti significativi. E questa operazione è un'operazione fondamentale che dà un senso alla propria vita e indica anche un percorso, come dire, positivo, sicuramente di comprensione, di valutazione, di individuare una nuova prospettiva. È il secondo, diciamo, la seconda parte del titolo a questo vuole alludere. Oggi, dopo questo lunghissimo periodo, Annino Mele ha quasi terminato completamente il suo percorso. Da qualche anno è in semilibertà, lavora, vive un'esperienza importante anche di aiuto all'interno della comunità. Ci sono dei progetti nuovi, importanti per lui, che inizieranno a breve. Quindi veramente un'esperienza lunga, ricchissima, alla quale, come dicevo stamattina ai ragazzi, bisogna guardare con grandissimo rispetto, perché
mettersi in gioco, raccontare la propria vita non è mai una cosa facile, soprattutto quando si è stati per lunghi anni un personaggio pubblico additato in un certo modo. Nella nostra società sappiamo cosa significa questa parola fortissima. E veramente vi renderete conto che è una persona ricca davvero non solo di esperienze, ma di buoni, come dire, di proposte importanti, e soprattutto nell'ambiente che ha conosciuto maggiormente. C'è un dibattito che lui e insieme ad altri è stato portato avanti negli anni anche più bui della nostra storia carceraria, quando ci sono state naturalmente dei tentativi di riforme, ci sono state evasioni, ci sono state anche un modo di bloccare in modo violento anche certi tentativi di miglioramento della vita all'interno delle carceri. C'è una parola forte che lui scrive all'interno del libro. L'ergastolo, il carcere a vita, è una condanna a morte, mascherata da clemenza, da giustizia, la nostra Costituzione, sapete, non ammette la condanna a morte, però quando si chiude una porta, e con questo si chiude ogni possibilità di accoglienza, di indicare un cammino comunque alternativo alla persona che subisce una condanna così dura, è un po' come un condannarlo a morte, con tutta l'ipocrisia che ci può essere dietro questo atteggiamento. Ci sono tanti movimenti che portano avanti proposte, molte cose sono state fatte, tantissime altre sicuramente rimangono aperte. Quindi anche su questi temi che Nino Mele stamattina è riuscito veramente a illustrare con grandissima capacità ai nostri giovanissimi studenti. Io sono un insegnante, sono abituata a stare con ragazzi di quell'età. Non avevo mai visto tanta attenzione, tanto interesse e tanto rispetto di fronte a questa esperienza. Un ragazzo alla fine gli ha detto, lei ha parlato di queste esperienze con una freddezza che sembrava parlasse di un'altra persona, proprio perché non c'è solo il caso individuale, non è solo Nino Mele che sta parlando di sé. Nino Mele in questi libri, in questi incoraggiamenti, nelle persone che lo hanno aiutato, gli hanno permesso di realizzare questi libri e questi incontri che sta facendo un po' in tutta Italia, è anche la voce di tante persone che non hanno voce, oppure che non sanno scrivere, oppure che non hanno anche i mezzi culturali, purtroppo, per parlare di questi avvenimenti. Quindi veramente oggi per noi è una grandissima ricchezza questo momento. Vi dicevo, vorrei, prima ancora di dare la parola a Nino Mele, volevo leggere veramente un pezzetto iniziale, anche per farvi entrare un po' nel clima di questo libro, che è scritto veramente con una prosa di una grande immediatezza, di una grande semplicità. Io non conoscevo Nino Mele, vorrei immaginare che le cose che lui le ha scritte veramente per dare uno spessore concreto, per farci immaginare, per farci capire, quindi volevo veramente darvi un po' la misura di questo. La mia infanzia, fin quando avevo 4 anni. La mia infanzia finì quando avevo 4 anni. I primi ricordi e insieme le prime angosce si affacciarono al mio orizzonte umano quando avevo appena 4 anni. Ricordi teneri, immagini intense ma già turbate dal colore del sangue, dal distacco e dalla solitudine, dalle prime lacrime amare, dal sentimento di ribellione che cominciò a crescere dentro di me. Eccomi, mi vedo ancora bambino tra gli orizzonti infiniti della mia terra, coi suoi indimenticabili tramonti arrossati sotto un cielo spazzato dal vento pungente che batte sempre più forte sulle colline spoglie di Mamoiada, trasportando di stagione in stagione il profumo dell'uva, dei fichi e delle deliziose pere, dei fiori e dei pascoli. Allora vivevo in povertà, gustandomi tutta la ricchezza della natura. Le vie e le piazze della mia Mamoiada non conoscevano cemento e bitume, erano tutte ricoperte di pietre ben allineate a formare l'ordinata massicciata. Gli scarichi delle case con l'acqua del bucato servivano a noi bambini per i nostri giochi. Ci costruivamo ponti, castelli e laghetti che riempivano poi di barchette, realizzate con le cartoline e le pagine dei quaderni. A Mamoiada nessuno conosceva ancora la televisione ed ogni gioco era inventato da noi bambini con fantasia e creatività.
tanto che riuscivamo a coinvolgere persino gli adulti che ci seguivano con grande pazienza. Per noi l'adulto rappresentava un riferimento importante, quasi un archivio di inestimabili valori. Era bello sentirci grandi, imparare prima possibile tutto quanto gli adulti erano capaci di fare. Era come sognare ad occhi aperti. Tutto questo ci faceva amare coloro che erano in grado di offrirci insegnamenti così importanti e utili per la vita. Vado avanti. La campagna e gli animali erano il mio mondo preferito. I nostri ovili non distavano molto dal paese ed era facile raggiungerli sia a piedi che a cavallo. La mia soddisfazione maggiore era quella di compiere il tragitto in groppa al cavallo che serviva a mio padre come unico mezzo di trasporto per i suoi frequenti spostamenti. La vita procedeva tranquilla, così non mi era accorto che un pomeriggio di settembre il sangue aveva tinto di rosso uno di quei bellissimi tramonti nei quali pare che il sole voglia incendiare la cima del Monte Gonare, tra Mamoiada, Orani e Sarule. Nelle vicinanze del santuario di San Cosimo si era consumata infatti una strage. Un'auto con a bordo 4 persone era stata crivellata di colpi. Sul terreno rimasero 3 persone prive di vita e la quarta, gravemente ferita, si salvò. Era domenica 18 settembre 1955. Non un gesto di nervosismo da parte dei miei genitori, niente che modificasse le normali abitudini di lavoro di mio padre. Gli adulti fecero di tutto per tenere lontano dal mio mondo quel terribile fatto di sangue. Eppure quella vicenda, quel sangue sulla strada, rappresentò il mio primo impatto con una vita segnata dal dramma. Era solo l'inizio. Quei morti rimasero impressi indelebilmente dentro di me come un sinistro presagio del tanto dolore che avrei incontrato. Quel sangue sulla strada dissipò precocemente l'incantesimo della mia infanzia, degli affetti della mia terra. Quel dramma ebbe il potere come di scagliarmi violentemente dentro il vortice di una vita che tante volte rischiò di soffocarmi, facendomi quasi sentire un sopravvissuto. Allora, questo è il capitolo iniziale, il dramma, dal dramma la paura di una nuova faida che si sarebbe certamente scatenata nel paese, con tutto quello che ciò significava. Ecco, io vorrei dare subito la parola a Nino Mele, perché ci racconti, insomma, per sommi capi, qualcuno di questi avvenimenti e ci dia un po' l'idea, anche la misura di quello che per lui ha rappresentato poi intraprendere questo percorso. Sì. Buonasera a tutti. Sì, quel fatto accaduto a San Cosimo, è vero, mi ha segnato la vita, perché per quella strage è stato arrestato mio padre e noi eravamo già in tanti come figli, quindi è stato un arresto che ci ha toccato tantissimo, un arresto che io ho vissuto in maniera diretta, quindi ho conosciuto in quel momento la complicazione, cioè il disagio, il pianto delle donne di fronte a un uomo che veniva scaraventato dentro la camionetta. Malgrado insistessi di portare il cavallo alla stalla, non c'è stato verso. Io appunto ho partecipato a tutte queste scene a partire già dalla campagna dove è stato arrestato insieme a un cugino, a un zio e a uno che aiutava loro per caricare della legna. E io per giorni si può dire che mi piazzavo davanti alla caserma dentro un cespuglio perché sapevo che lì era mio padre, poi invece mio padre era già in carcere, non era a Momigliada ma era a Nuoro. Però ero convinto che fosse là dentro e cercavo di cogliere il momento in qualche modo dalle finestre eccetera, di vederlo, poterlo salutare eccetera. Mancavo da casa quasi tutto il giorno ed ero nascosto lì, quindi quel passaggio mi è rimasto impresso e poi via via crescendo le cose si sono verificate in maniera anche indipendente, anche autonoma da parte mia.
ed è una stranezza, perché a 4 anni praticamente nasce questa complicazione in famiglia, nasce questo disagio attraverso questa strage. E poi dopo tanti anni la mia latitanza si interrompe a San Cosimo. È come che io abbia attraversato tutta una serie di cose per anni e anni e sono tornato lì, sono tornato a San Cosimo. Cioè, non so come spiegarlo, è una circostanza, è chissà cosa. Comunque la mia vita si ferma di nuovo lì. E forse è quasi un caso che quasi quasi oggi parliamo di quella strage che abbiamo solo 19 settembre, però era il 18 settembre e non è che l'abbiamo studiata, che in questa giornata, così dopo 60 anni, si parli di quella strage. Quindi le coincidenze a volte sono un po' strane, ma possono far parte della vita di ognuno di noi. Ora, allungarmi su questi punti, vi dico la sincera verità, mi verrebbe anche facile, però narrarvi queste cose, preferisco che siate voi a leggerle, che siate voi a sfogliare pagina dopo pagina queste memorie. Io verrei anche dal titolo, perché Maria Grazia, che mi ha preceduto, ha parlato del titolo del libro Il marchio del bandito. Il marchio del bandito nasce da una mia decisione presa già qualche tempo fa, e ringrazio Maria Marungio qui presente, che della nuova mia casa editrice, Alfa Editrice. Quindi ringrazio lei che insieme stiamo cercando di ricostruire tutta una serie di situazioni, una collana intitolata Andaleddas. Quindi il marchio del bandito chiude un'epoca, ne apre però un'altra, riprendendo tutti i libri pubblicati dalla casa editrice in continente, eccetera. Quindi Alfa Editrice riprende tutti quei libri e formiamo questa Andaledda. Questa Andaledda si porta con sé altri 2 lavori, che uno esce a fine di questo mese, se non prima, comunque entro questo mese, e poi un altro è la storia di una mia zia di Orsay, che per tutta la sua vita ha fatto l'artigiana, ha costruito corvuleddas, come si dice, anisteddas e compagnia, e quindi uscirà anche quello farà parte e si incamminerà in mezzo a tutti gli altri in questa Andaledda. Il marchio del bandito l'ho voluto, ma non perché io mi voglia ricordare come bandito, no, non è questo, no, non è quello. Ha un valore diverso, ha un valore che a volte è stato anche disatteso, o comunque criminalizzato, o comunque collocato in maniera diversa, in maniera estorta. E questo un po' mi dispiace, perché e qui faccio un accenno agli studiosi, agli antropologi che male hanno seguito e hanno rappresentato quell'epoca, gli banditi dell'Ottocento, i banditi che uscivano per una ribellione contro uno Stato che ha portato un tipo di giustizia che in Sardegna da noi era rifiutata, non era accettata. Noi avevamo dei comportamenti diversi, avevamo una giustizia che poi Pigliaro lo dice, era un codice non scritto, ma per noi era fondamentale quel codice, quelle eravamo noi, cioè eravamo legati alle tradizioni, eravamo legati a tutto ciò che questa tradizione, nel bene e nel male, nei popoli, nelle comunità si risolvevano attraverso los uomini, attraverso i saggi del paese. E vedete, allora ecco, una parte di questo titolo è dedicata a quel tipo di banditismo, a quel tipo di persone che uscivano e tutta la popolazione li consideravano delle persone vicino a loro, perché chiunque, e non parlo
del pastore che aveva un fratello o un cugino latitante, ma della persona più semplice del paese. Quando veniva arrestata una persona, cos'è che dicevano? Dicevano, ma la sortauso che un rughi di mano della giustizia. Cioè, quella definizione lì, quella cosa, era sentita da tutta la popolazione. Ma anche voi qui, anche nel Campidano, giustizia di currere, in campidanese forse non l'ho detto in maniera giusta, però così è. Quindi cosa voleva dire? Voleva dire che quella giustizia lì non era la nostra, e quindi ha tardato a entrare in noi quella giustizia. Ecco, questo, una parte di questo titolo è dedicato a loro. L'altra parte, cerco anche di essere breve perché i tempi sono abbastanza... L'altra parte è ai tempi nostri, cioè al tempo mio. Io mi considero ho avuto un periodo di latitanza negli anni 70 e ho conosciuto i latitanti che avevano ancora una vicinanza ai banditi dell'Ottocento. I banditi nostri in Sardegna sono scomparsi più o meno negli anni 70 e nell'80 poi non ci sono stati più. Bene, a me mi è capitato di presentare una volta un libro in carcere di un ispettore della Forestale. Era un libro pubblicato da Delfino, editore, di Sassari, e questo parlava del suo mestiere, della Forestale, eccetera. Bene, io non ho fatto un solo accenno al suo libro, ho parlato tutto per conto lui. Infatti la direttrice del carcere mi dice, ma Mele, ma lei non ha parlato del libro adesso non mi ricordo chi è questo ispettore della Forestale? Fiorenzo Caterini. E ho detto, ma io perché devo parlare del suo libro? Il mio mestiere di pastore non mi insegna quel libro lì, quindi ho dato una spiegazione dei fuochi, di come si tagliava una pianta, di come si puliva un recinto, di come si costruivano i recinti con le siepi, eccetera. E infatti lui poi dopo mi ha ringraziato, ha detto, avessi parlato con te prima di scrivere il libro, sarebbe stato un libro più bello. Ecco, quindi appartengo a quella categoria, appartengo a quei tempi. Voi direte, ma io sono uscito dopo 31 anni di carcere di fila senza avere neanche un'ora di permesso. Uno potrebbe dire, ma però se hai fatto 31 anni di carcere potevi intitolarlo Il marchio del detenuto, del carcerato. Sì, sarebbe anche questo un buon titolo, però voglio marcare la parola bandito per le contraddizioni che noi abbiamo anche oggi, perché il marchio significa che chiunque entra in carcere, anche per una sola giornata, quel marchio gli resta per tutta la vita. La Costituzione, l'articolo 27, dice una cosa diversa, ma è disattesa completamente. Noi non abbiamo Già dall'articolo 1 è disattesa. Quella capacità, quella cosa di accogliere le persone che in carcere. Una volta si accoglievano di più, sarà perché nelle carceri entravano di meno le persone, erano una presenza molto inferiore a quella che c'è oggi. E quando usciva un detenuto, un carcerato, proprio per quella frase, per quella definizione, ma la sortauso che un ruolo di giustizia, la comunità lo aiutava a ricostruirsi sia un gregge o altro. Quindi ecco, vedete il cambiamento, e quello era nel nostro DNA, era dentro di noi. Non avevamo bisogno di leggi, di Guzzini o di Bonifacio o di Fassino, era dentro di noi quella roba lì. Quindi ecco, io vedo un capovolgimento, invece di andare verso un miglioramento, noi sembra che stiamo andando verso un decadimento. Questo lo ripeto, anche se a volte può anche non piacere, ma questo lo dico in maniera tranquilla. Ecco, l'articolo 27 viene disatteso. Allora io dico, bisogna portare avanti questo titolo.
Perché questo titolo anche? Questo titolo si accompagna in quel nuovo lavoro che sta per uscire. Anche lì c'è un titolo particolare, un titolo che fa pensare e fa riflettere perché non è più conosciuto, è una parola scomparsa, probomines. Probomines. Probomines ormai non si usa più, non ci sono neanche più quelle persone di una volta, esiste ancora, lo sentiamo ancora questo valore e io vorrei che questo valore tornasse in noi, tornasse per riniziare a parlarci, iniziare a discutere, iniziare a trovare delle soluzioni. Perché guardate, la soluzione oggi come oggi che noi vediamo attraverso dei gesti, delle azioni anche di repressione, eccetera, non sanano il problema, non sana nessun problema. E quindi il marchio del bandito parte da date vecchie, dovremmo anche affrontare perché voglio insistere su questo titolo. Voglio insistere su questo titolo perché il bandito è stato pure un po' lo specchio delle allodole, è stato anche molto strumentalizzato. Abbiamo avuto piani di rinascita in Sardegna dove si usava il bandito come nemico, come pericolo numero uno. Dicevano, noi miglioreremo la Sardegna, faremo degli impianti industriali a Ottana, così svuotiamo gli ovili, portiamo i pastori verso Ottana, gli ovili vengono controllati da altre persone che magari sono più vicini a noi, così i banditi non avranno più le coperture, non ci saranno più sequestrati, ecco, è così. Ottana, abbiamo visto quello che è successo a Ottana. Non c'è più l'operaio di Ottana e non c'è più neanche il pastore, perché poi il pastore lo hanno ben addestrato a far parte alle multinazionali, alle banche, per lavorare per l'impresario del latte. Oggi ci sono tantissimi pastori che non sanno neanche mungere una pecora, non sanno neanche tosarla e non sanno neanche fare il formaggio. Questi sono piani di rinascita che io considero piani di mortificazione, piani di distruzione, che veramente ci sarebbe da aprire delle inchieste, da aprire delle indagini, perché in Sardegna si sono fatti questi studi così per distruggere ancora di più sempre il sardo, usando appunto, criminalizzando di qua e di là. E allora con probomines verrà fuori pure anche il fallimento dei processi penali. I processi penali per noi in Sardegna erano già respinti dall'inizio, ma oggi il processo penale è fallito. Sono fallite le carceri. Io sono per la chiusura delle carceri. Ora uno mi dice, ma tu sei scemo, ma ci sono i reati, benissimo. A me mi pare che a volte certi reati siano pure stimolati. Ora è anche pericoloso dirlo, però sembra che ci sia un'istigazione affinché certi reati restino nel nostro paese. E mi riferisco alla droga, mi riferisco al femminicidio, mi riferisco a tante situazioni che sono piaghe sociali, sono malesseri sociali e non vanno risolte con la repressione e neanche con il carcere. Ecco. Quindi probomines, con questo nuovo libro si parla di una trattativa che io ho avuto direttamente e personalmente con un magistrato che mi ha chiesto di aiutare una situazione di un sequestro di persona che secondo loro sarebbe andata male, non c'erano più i rapporti tra rapitori e famiglia, quindi questo sequestro sarebbe andato male. E io all'inizio ho detto, ma perché vieni proprio da me? Io ero appena catturato, ero dentro pochi mesi. Ho detto, io vengo da lei perché credo che lei sia la persona adatta a compiere questa cosa. L'avvocato mi ha detto, guarda, si tratta di una questione umanitaria, prendiamone atto e accetta. E io ho fatto la trattativa dal carcere e si è risolto questo sequestro, si è risolto in bene, la persona è tornata sana e salva. E quindi questo libro
aprirà il dibattito, un forte dibattito in Sardegna sulla giustizia riparativa. Io sono stato condannato all'ergastolo, mi sono sempre dichiarato innocente e ho anche un problema a volte di dire vabbè, ma se c'è una domanda di grazia bisogna chiedere ai familiari della vittima magari una lettera come faccio io a chiedere una lettera di quel tipo lì dopo 30 anni o dopo 31 anni? E poi se sono innocente dovrei dire perdono di che cosa? Di un fatto che non ho compiuto, è una contraddizione. Quindi, bene. Il problema è questo, che io vengo condannato all'ergastolo. Bene, la mia condanna è esclusivamente punitiva, quindi vendicativa. Ecco perché il processo penale è fallito. È la parte offesa, chi l'ha risarcita, chi ha pagato alla parte offesa i danni che ha avuto, le spese con gli avvocati, chi glieli ha pagati a questo? Nessuno. Quindi questo è il dibattito. E noi vogliamo una giustizia, noi la vogliamo una giustizia, e come pure se la vogliamo, però vogliamo una giustizia che sia giusta, che non sia una giustizia vendicativa, una giustizia che punisca. Io mi sono fatto 30 anni di carcere di alta sicurezza, di grande sorveglianza, avevo un reato stativo. Il reato stativo, io oggi ne ho parlato alla scuola, i ragazzi non sanno cosa vuol dire reato stativo. Forse molti anche di voi non sa cosa vuol dire reato stativo. Reato stativo significa 0 benefici, 0 diritti, niente, nulla. E chi ha 10 anni sa 10 anni l'istonta esce, chi ne ha 20 è uguale, chi ne ha 30 è uguale. Chi ha l'ergastolo muore in carcere e stanno morendo. Ma non ce lo dicono, i giornali poi non ne parlano. Ma sapete quanti detenuti sono morti in questi anni proprio di vecchiaia, di malattia. E questa è pena di morte. Questa è pena di morte. Quindi, oltre al fallimento del processo, c'è anche da parlare chiaro e tondo che noi viviamo all'interno di una inciviltà giuridica. Siamo pienamente fuori da ogni norma, anche europea. Ci condannano, ci hanno condannati perché in Italia c'è la tortura. Non ne volevano sapere che c'era la tortura. Ma noi la tortura l'abbiamo conosciuta, la conoscevamo tutti i giorni in carcere. E lo dicevamo che eravamo torturati, che c'era la tortura. Nessuno ci credeva. Poi a un certo punto scoppia il fatto di Genova e lì, dall'esterno, quelli che erano stati torturati hanno vinto i processi e l'Europa ci ha condannati. L'Europa ci ha condannati per il sovraffollamento delle carceri, ci hanno multato, hanno fatto finta di pagare, hanno fatto, sai come poi in Italia fanno, alla fine non c'è stato niente di risarcimento da quel lato lì. Oggi le carceri sono ancora più sovraffollate di quando l'Europa ci ha condannati. Quindi stiamo girando intorno a dei problemi che comunque è come se questi problemi, ci siano dei grandi interessi affinché restino, e restano. Ecco perché a me, io ne parlo, e nei miei libri sono anche libri di denuncia, ma anche in senso propositivo, non sono libri di rifiuto, di polemica, non sono polemici i miei libri. Ho pagato delle grosse conseguenze in carcere per aver scritto mai l'ergastolo nel suo quotidiano, o puramente strabismi. Ho pagato delle grosse conseguenze, però questo non mi ha mai spaventato, perché ho detto, caspita, se io tocco il nervo scoperto vuol dire che veramente quello che sto dicendo è vero, e quindi quando uno dice la verità, anche se paga delle conseguenze, alla fine paga, almeno paga, e a me mi ha pagato in senso di libertà. Mi sono sentito sempre una persona libera, anche quando mi infliggevano isolamenti lunghi, io mi sentivo lo stesso una persona libera. E l'ho dimostrato dai miei scritti, anche nella Sorgente delle Pietre Rosse, dove io non parlo assolutamente di carcere, parlo di tradizioni, di usanze, di montagne, di Gennargentu, Sopramonte, eccetera. Non c'è una sola parola che parli di carcere, ed era in un momento di massimo isolamento. Questo è una dimostrazione della mia libertà. E la libertà, dicevo, sono in carcere, ma però la libertà di pensiero, la libertà di essere me stesso non me la può togliere nessuno, e non me l'hanno tolta,
e l'ho sfidata anche nel momento della condizionale, perché io sono uscito nel permesso premio, ma dopo 6 mesi ho fatto istanza di condizionale, non sono in semilibertà. Il magistrato mi ha detto: Mele, non si può, perché lei dai permessi primi deve fare una prassi, deve fare un percorso di semilibertà. Non riesco, non lo posso gestire. O mi date la condizionale, o resto in carcere e mi date i permessi e esco. Poi ci sono stati tra di loro, e su questo, vedete, quando si parla, vuol dire che anche loro, anche la magistratura, entra nella riparazione. È riparatrice. Quando si discute, quando si argomenta, si trova il diritto e si esce anche fuori dal codice. Vuol dire che non è solo il codice quello che vale, valgono le idee, valgono i diritti scoperti attraverso la conversazione, attraverso i dibattiti. Questo è quello che vale. E nella nostra società deve avvenire e deve riniziare questa possibilità, parlarci e portare avanti i difetti, le problematiche che ormai ci stanno scappando di mano, e stiamo attenti, perché illudendoci che la repressione sia quella giusta, no, noi non vogliamo una civiltà come può essere quella americana, non vogliamo arrivare a quel livello lì, ma stiamo attenti perché è pericoloso, veramente pericoloso, quello che sta accadendo è molto pericoloso. Negli anni miei, negli anni vostri, non si ammazzava una donna per amore, una ragazza, non si ammazzava per amore, assolutamente no. I bambini non venivano uccisi come vengono uccisi, c'è una cosa che ci sta sfuggendo, dobbiamo capire perché sta avvenendo questa cosa qui, e quindi è solo attraverso una forte riflessione, una forte discussione possiamo capire il perché. Il carcere non ce le dà queste risposte, non ce le danno. Ecco. Io credo che finisco così, poi se voi volete farmi qualche domanda, anche entrare nel merito del mio passato, eccetera, io con voi non mi avvalgo della facoltà di risposta. Se c'è qualche piccolissimo intervento, qualche domanda, siamo ancora in tempo utile, poi passiamo. Sì. E tu sempre il portafoglio devi fare. Io ho sentito il suo discorso, è stato un po', come posso dire, un po' scosso, diciamo. Ho letto molto sulla Sardegna, ho letto molto sui banditi. Sono d'accordo su quasi tutto quello che ha detto, però mi viene una domanda. Lei ha affermato di aver fatto 31 anni di carcere innocente. Lei è innocente, lei non ha mai ucciso nessuno, non ha mai fatto nessun sequestro. Ecco, al momento la domanda principale mia è questa. Lei ha affermato di essere stato condannato innocente, non ha mai fatto niente di cui anche pentirsi, anche nonostante io mi creda che mi sento molto sardo, molto. E come tale mi sento molto, nonostante sia campidanese, ma ho vissuto anche un periodo su, molto in quella che era il vecchio bandito, il bandito di allora, le leggi barbaricine che giustamente, come ha detto lei, non erano solo barbaricine. Il motto fura su chi fura di nome, su viene di sumare, che a me è rimasto impresso, letto, è rimasto impresso, che non è sbagliato neanche oggi, perché in Sardegna è molto vero tutto questo. Ecco, però per non farla molto lunga vorrei avere questa risposta. Lei è veramente innocente, lei è condannato, ha fatto 31 anni, è veramente innocente di tutto? Grazie. No, forse mi sono spiegato male, comunque non ho sorvolato questo. Io ho parlato dell'ergastolo. L'ergastolo, c'è questa prassi qui che bisognerebbe chiedere ai familiari della vittima una lettera, se sono contenti che lui esca, se lui possa avere la grazia e compagnia bella. Sì, di quel duplice omicidio sono innocente. L'ergastolo
ed è innocente. Quindi, come ho detto, come faccio io a chiedere una cosa del genere ai familiari della vittima? Io i 31 anni che ho fatto, li ho fatti per sequestro di persona. E io qualche sequestro di persona l'ho fatto. L'ho anche ammesso, non nascondo, cioè le mie responsabilità me le sono sempre prese. Ho affrontato a viso aperto, nel bene e nel male, ciò che insomma, non sono del tutto, ecco, da quel lato lì, qualche sequestro di persona l'ho fatto. Quando sono stato catturato per via di un sequestro di persona in atto. Mi hanno trovato la lettera del sequestrato, eccetera. Quindi non sono tanto innocente, però la condanna l'ho scontata per intero. Allora, questo funziona lo stesso, così quello lo abbiamo a Anthony Muroni. Allora, io passerei adesso al presentare il secondo autore, Anthony Muroni, lo conosciamo tutti, una firma prestigiosa dell'Unione Sarda, è stato direttore a lungo dell'Unione Sarda, ha scritto tanti libri, tra questi un saggio su Francesco Cossiga, su Papa Benedetto XVI, ha scritto dei libri su Papa Francesco, sul prete bandito, Peppino Pes, dei romanzi, Il sangue della festa, Mortum di Nodida, La casa dei sardi. Per tanto tempo è stato anche direttore di Videolina, ha presentato delle trasmissioni di approfondimento. Un personaggio veramente a tutto tondo, che in questo libro veramente interessantissimo, godibilissimo, perché è una passeggiata in 25 anni di storia sarda e soprattutto nazionale. Ha incontrato personaggi, li ha intervistati, personaggi famosi, ci fa veramente uno spaccato della nostra società degli ultimi 25 anni, con una serie di pagine, di capitoli, diciamo così, dedicati a una ventina, forse anche di più, di personaggi molto molto conosciuti. Allora, Anthony Muroni innanzitutto è un uomo che viene dalla Nord Sardegna, possiamo dire così, anzi viene dalla lontanissima Australia, perché è nato in Australia. Io mi sono incuriosita, perché per lavoro, per motivi di lavoro, ci sei stato per poco tempo, ecco questa... Io vorrei essere, buonasera a tutti, anzitutto grazie per essere qua, grazie per avermi invitato, vorrei essere indisciplinato come lui, che ha risposto parlando di altro quando hanno presentato l'invitato al libro di Fiorenza, ma lo faccio fra un attimo, prima rimango nel cliché del disciplinato e rispondo alla domanda. No, io sono nato in Australia nel 1972 perché i miei genitori, molto giovani, appena sposati, sono emigrati in Australia. Mio padre veniva da una famiglia di persone che comunque male non stavano, a Tresnuragas, preciso centro-ovest, la Sardegna. Nel libro, in due momenti diversi, ci sono Gigi Riva e Massimo Cellino che mi dicono: voi nuoresi siete tutti così. Ho detto: ma perché nuoresi? Io sono di Tresnuragas, non c'entra niente con nuoresi. E allora mi sono ricordato che da Monastiri in su, per molti, siamo tutti nuoresi. E va bene, ma io lo accetto, la mia cultura si avvicina molto a quella. Ma a parte questa battuta scherzosa su quello che diceva prima la gentilissima Maria Grazia, i miei genitori sono emigrati lì perché a mio padre piaceva esplorare questa terra lontana che era distante 29 giorni di nave allora, e poi adesso 23 ore di aereo con uno scalo dall'altra parte del mondo. Ci sono stato recentemente, anche 2 mesi fa, tra Melbourne e Brisbane, per ragione del lavoro che faccio adesso. Mi sono offerto volontario, visto che c'era una missione che andava lì, ed è una terra stupenda di opportunità, una grandissima isola, un continente, un'isola che è veramente un continente, è una terra di opportunità, dove le culture si sono incontrate, sviluppando un'organizzazione sociale e un modo di vivere che a me piace molto. Ma insomma, ci sono stato pochissimo, perché poi i miei genitori, dopo aver fatto qualche anno di lavoro, di aver avuto una discreta fortuna, come tutti i sardi, hanno desiderato rientrare nel loro paese. Io sono cresciuto con grande soddisfazione a Tresnuragas. Se posso, vorrei non lasciar raffreddare troppo la pista battuta da par suo dal mio amico
Nino Mele, ricordando, vedo una o due persone che erano stamattina anche all'incontro che ho fatto con le scuole. Naturalmente voi potete immaginare questi ragazzini di terza media di 14 anni, a un certo punto mi è stata fatta una domanda su Peppino Pes, perché nel libro un capitolo è dedicato a Peppino Pes, un celebre a sua volta bandito, che aveva 23 anni più di Nino Mele, che è stato protagonista di una stagione precedente alla sua, perché naturalmente era un bandito, volevano sapere. Non avevano mai sentito parlare della parola faida. Cosa significa una faida? Cosa significava nel dopoguerra essere banditi per questioni legate a una faida, in un paese piccolo del centro Sardegna, dove non era in vigore il codice penale o il codice civile italiano, ma ancora era in vigore quel codice non scritto di questioni che si risolvono fra adulti, e quando non c'è nessuno che mette pace si risolvevano con altri mezzi. Non è vero che questa cosa è finita. Io da giovane cronista nel 1997, 98, 99 ho sepolto fisicamente 9 persone in un paese di 500 abitanti, non lontano da Sedilo, paese di Noragugume, dove fra due fazioni sono morti in 4 anni 9 persone diverse, e in diverse parti della Sardegna ci sono ancora sotto la cenere dei dissidi che ogni tanto tornano a galla. Perciò è un problema sociale, è un problema culturale che ancora non è stato risolto, semplicemente perché non è stato indagato o perché è stato affrontato in maniera non sempre opportuna da parte di chi è chiamato a regolare la vita nella società. Io, mentre ascoltavo Annino, naturalmente conosco le sue vicende, ho letto tutto quello che ha scritto, ho presentato diversi libri, ho letto quello che ho scritto io sulla biografia di Peppino Pes, ho letto molto altro che ha riguardato la storia del banditismo in Sardegna e la storia della giustizia in Sardegna, la storia della criminalità non tanto romantica, che c'è stata anche a fianco a quella che va indagata dal punto di vista sociologico. E mi ricordo sempre l'insegnamento di un mio insegnante delle scuole superiori, lo dicevo anche stamattina, una frase di un uomo politico italiano che rimarrà immortale per la brutta fine che le Brigate Rosse gli hanno fatto fare, che rimarrà famoso per quella che è stata la sua grande azione politica, ma che a mio avviso meriterebbe di essere studiato e di diventare famoso anche per quella che è stata la sua attività di accademico, di insegnante universitario. Parlo di Aldo Moro. Quando Aldo Moro si rivolgeva ai suoi ragazzi e aveva un approccio ovviamente tecnico alla materia che a quei ragazzi insegnava, partiva sempre con una frase che è stata per lui il suo cammino in tutti gli ambiti nei quali ha operato. E la frase era: prima la persona, cioè la dignità delle persone, la dignità dei carcerati, la dignità delle vittime, la dignità dei familiari dei carcerati, la dignità dei familiari delle vittime, la dignità dei belli, dei brutti, degli alti, dei bassi, dei grassi, dei magri, dei neri, dei bianchi, dei gialli, di quelli di città, di quelli di paese, di ogni essere umano. Se noi partiamo dall'assunto che prima la persona, cioè prima la dignità di tutti, ci rendiamo conto che viviamo in una società che oggi, io continuo a dirlo, è profondamente malata, perché è una società dove la dignità delle persone non è rispettata praticamente da nessun punto di vista, men che meno la dignità degli esclusi, dei poveri. Guardate, quando il problema dei migranti, per farla breve, faccio una digressione velocissima, il problema dei migranti non è il problema che sono migranti, non è il problema che sono neri, il problema è che sono poveri, perché quando arriva Abdullah, Aziz, Francischi, Giuseppe con 700 milioni di yacht, può essere nero quanto la pece, ma gli facciamo l'inchino più grande del mondo, gli facciamo aprire ospedali, gli regaliamo soldi, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Mica ce ne frega che sia nero, che sia bianco, che sia musulmano, che sia... no, anche che sia ricco. Allora, il problema va indagato da un punto di vista un po' più complesso rispetto alle semplificazioni che di solito facciamo. Così il problema di cui ci parlava Annino, meritoriamente, dopo un percorso, dopo un calvario, come quello che lui
ha sopportato. Io ho sentito altre persone reduci dal carcere, ancora segnate psicologicamente, che mi hanno detto 1000 volte meglio morire. Ho desiderato tante volte mentre ero in carcere, ho detto ma perché non sono morto in quel conflitto a fuoco? Ma perché non mi hanno ammazzato? Guardate il disagio dove può arrivare, la sofferenza dove può arrivare. È rispettare la dignità quello? No, evidentemente la dignità di quell'uomo, ancorché fallace, ancorché fosse necessario che ci fosse un momento di correzione o un momento di redenzione o di riabilitazione, chiamatelo come volete, evidentemente la sua dignità non era stata rispettata se si era entrati in quello. È difficilissimo, chiudo questo passaggio, nel dire che è una questione che va in un equilibrio che è molto difficile. Quando io ho scritto il libro su Peppino Pes, quando sono andato a presentarlo a Spoleto, dove è iniziato il percorso, ha avuto il culmine, il percorso di riabilitazione di Peppino Pes, fra un po' mi davano la cittadinanza onoraria e mi baciavano i piedi. Sono venute le mamme dei bambini che giocavano a Villa Redenta, oggi diventati adulti, che sono quelle che hanno fatto la rivoluzione, tutta l'intera città, quando a Peppino Pes hanno tolto il diritto di lavorare a Villa Redenta, perché era cambiato il direttore del carcere e questo si era messo in testa che Peppino Pes non poteva più lavorare a Villa Redenta, perché aveva fatto diventare un paradiso terrestre per quella città. Ci fu una rivoluzione, tutta la città assediò praticamente quel direttore del carcere finché non intervennero da Roma per restituirgli non solo la possibilità di lavorare fuori dal carcere, ma avviare il lavoro di riabilitazione. A Spoleto dunque grandi successi, grandi cose. A Sedilo ci sono volute le guardie giurate per poterlo presentare, perché gli amici di Peppino Pes erano molto contenti, i parenti delle vittime della faida non erano per niente contenti che si presentasse un libro in cui non è che viene santificato l'ex bandito, no, è raccontata la storia tenendo presente della sua dignità di uomo, del suo percorso di uomo, ed erano rappresentati con dignità anche le persone che erano rimaste sul terreno di quella faida, che sono rimaste sul terreno di quella faida, ce n'erano da entrambe le parti. Avevano ragione tutti e due, non aveva ragione nessuno dei due, naturalmente, con quelle modalità. Però un giornalista cosa fa? Racconta i fatti, cercando di conservare la dignità di tutti. E per quello che dico, è una questione di giustizia, è una questione, una battaglia che vale la pena di essere combattuta, sono cose che meritano di essere raccontate, giocando però su un equilibrio che è delicatissimo, un equilibrio che deve tener conto della dignità di tutti i personaggi che sono in campo. Grazie. Allora, per entrare un po' in merito al tuo libro, io ti volevo chiedere qual è stato un po' il criterio di scelta di questi personaggi, di queste interviste, ne avrei fatte sicuramente tantissime altre. Allora, il libro anzitutto perché è arrivato il termine della mia direzione dell'Unione Sarda quando ho lasciato anche l'azienda. Avevo 44 anni. In genere quando uno smette di fare il direttore di un giornale così grande o smette di essere dipendente di quel giornale perché è andato in pensione, perché ha finito la sua carriera professionale. Invece io sono diventato direttore giovanissimo e ho finito che ero altrettanto giovane. Mi mancano altri 25 anni per andare in pensione secondo le leggi attuali. E dunque in quel momento iniziava un secondo mio percorso professionale, perché ormai nel primo avevo fatto già tutto quello che era possibile fare, cioè avevo già raggiunto, quando uno diventa direttore dell'Unione Sarda o diventa un volto di Videolina, in Sardegna ha già raggiunto il massimo, non c'è di più. Dici, cosa faccio adesso di più di questo? No, purtroppo, per fortuna, sono stato così fortunato di farlo da giovane e non potevo fare di più. Dunque c'era il momento di creare un solco, tracciare un solco tra cosa c'è stato prima e cosa ci sarà da adesso in poi. E lì dunque mi sono, diciamo così, interrogato su cosa e chi tra le persone, cosa tra le cose di cui mi ero occupato e chi tra le persone che avevo incontrato mi aveva lasciato qualcosa dal punto di vista umano, non necessariamente solo positivo, anche negativo, e chi mi aveva fatto crescere non solo come professionista ma anche come persona. E dunque ho selezionato questi 19 personaggi in base a quanto mi è rimasto di loro nel dietro le quinte, perché in questo libro c'è il dietro le quinte, quello che sul giornale non è uscito e quello che in televisione non è andato, cioè c'è la sensazione che queste persone mi hanno lasciato, anche quanto le ho trovate sincere o no, quanto le ho trovate spontanee o no, quanto le ho trovate diverse rispetto a quello che è il cliché conosciuto
degli uomini pubblici, ed è servito a me per fare un po' il punto della situazione e soprattutto, ripeto, per rendermi conto chi e che cosa mi aveva lasciato qualcosa di importante dal punto di vista personale e professionale. Il libro si apre con Papa Bergoglio. Tu hai seguito tutto il periodo della sua elezione e prima ancora hai parlato del Papa Benedetto XVI e hai trovato veramente, non lo so, leggendo questo capitolo hai trasmesso veramente tutta l'emozione dell'essere lì in quel momento, che è sembrato veramente un momento capitale, non rivoluzionario, anche all'interno della storia della Chiesa. Stamattina chiedevo ai ragazzini, ai bambini, 14enni, ragazzini, se conoscessero il film Forrest Gump. Nessuno di loro lo conosceva. È un film che comunque è nella storia del cinema, perché Tom Hanks ha saputo rappresentare alla perfezione quello che in quel momento nella società americana era un personaggio, cioè un personaggio che viene visto come diverso, come un po' inferiore, come un po' disadattato, come un po' uno che non poteva raggiungere grandi risultati, ma che invece per una serie di circostanze fortunate si trova sempre nel posto giusto, nel momento giusto, arriva addirittura a conoscere il presidente Kennedy. E la mia moglie ogni tanto mi prende in giro e dice: ma tu sei una specie di Forrest Gump. E nella cosa del Papa è oggettivamente così, perché io, spero che non ci sia nessuno che mi possa scomunicare qua, sono sì di una famiglia cattolica, ho ricevuto tutti i sacramenti, ma non sono un grosso frequentatore della Chiesa, lo ammetto, sono un peccatore. Però mi sono trovato improvvisamente, per una questione fortunosa, a dovermi occupare delle questioni del Vaticano. La racconto velocissimamente. Era il 2013, febbraio del 2013, io ero capo della redazione politica, si stavano preparando le elezioni politiche del 2013 e dunque eravamo impegnati nel raccontare quelle vicende lì. Era la nuova redazione dell'Unione Sarda, era un open space, so che l'hanno cambiata, ma proprio appena siamo andati lì era un open space, cioè significa che era un posto come questo, senza muri divisori, e dove i vari reparti, il reparto politica, il reparto sport, il reparto cultura, il reparto spettacolo, erano divisi solamente da uno spazio, cioè le scrivanie dello stesso reparto erano tutte una vicina all'altra, poi c'era uno spazio e poi iniziava un altro gruppo di scrivanie. Ai lati di questo grande open space c'erano dei megaschermi, ci sono dei megaschermi che erano accesi tutto il giorno, nel reparto politica su Sky TG24, nel reparto sport su Sky Sport 24 e così via. Io ricordo nitidamente quel giorno, perché non lo potrò mai dimenticare, che ero al telefono, stavo organizzando il lavoro, a un certo punto sulla destra vedo questo maxi schermo senza audio, dove c'è Papa Benedetto e appare una scritta in rosso con scritto: il Papa rinuncia al ministero Petrino. Per me, acqua fresca, cioè non ho capito per nulla cosa fosse, ho continuato a parlare, vedevo che continuavano a girare le immagini del Papa, ma senza sapere cosa stesse succedendo. A un certo punto mi squilla il telefono e vedo direttore. Ho chiuso il cellulare, ho risposto al telefono e dice: no, ma si è dimesso il Papa, mi dice il direttore. Ma cosa si è dimesso il Papa? Non è che il Papa mica si può dimettere. No, si è dimesso il Papa. Cosa si fa adesso? Non ci sarà un vicepapa. Ma quale vicepapa? No, è un disastro, un casino, bisogna, ferma tutto, dobbiamo bloccare il giornale e dobbiamo fare un'edizione interamente dedicata a questo. Proprio ci si deve dimettere il Papa. Vabbè, comunque. Chiudo e comincio a chiamare i colleghi: guardate, non si fa nulla, si è dimesso il Papa, vogliono che scriviamo del Papa. 2 minuti dopo mi risquilla il telefono, di nuovo il direttore: Madonna, il telefono, vieni nel mio ufficio. Il suo ufficio era da qui, a dove sono seduti questi ragazzi sulla sinistra. Sono andato nel suo ufficio e mi fa: quanto ci metti a prepararti per andare a Roma? Ho detto: a fare cosa? No, devi andare in Vaticano perché dovrai seguire come inviato questa parte finale di Ratzinger finché rimane lui Papa. Ma io non ne so nulla. No, non c'è niente, preparati, vai, parti. Va bene, torno a casa, mi preparo, parto, loro mi accreditano, arrivo in Vaticano, naturalmente nel tempo tra Cagliari e l'arrivo in Vaticano, attraverso l'iPad, il telefonino, ho cercato di documentarmi un po' per capire come sarebbe nata questa cosa. Per farla breve, sono rimasto lì una settimana a fare delle cronache da lì, che sono state pubblicate sull'Unione Sarda, finché una domenica, mi pare fosse il 28 febbraio, il Papa Ratzinger è stato prelevato con un elicottero e portato a Castel Gandolfo, e da quel momento la sede diventava vacante e partiva la procedura che di solito parte quando il Papa muore per l'elezione del nuovo pontefice. Vabbè, io me ne torno a Cagliari, si aggiusta. Torno a Cagliari, trovo, ricordo anche questo come fosse ieri, davanti alla mia scrivania, il dottor Gianni Filippini, direttore editoriale dell'Unione Sarda, 60 anni fa già direttore del giornale, ma ancora un giovanotto, 87 anni, ma lucidissimo, è in grado di
di dirigere alla grande il suo settore, e mi dice, prende un po' alla larga, ho letto i tuoi servizi, complimenti, sembrava quasi che tu fossi uno molto addentro, le cose che ho detto, sì. Ma tu da poco hai scritto un libro? Ho detto sì. Su Francesco Cossiga? Sì. E si intitolava Cossiga dall'A alla Z? Sì. Dall'A alla Z significa che ogni capitolo iniziava con una lettera dell'alfabeto, A come analfabeta di ritorno, Z come zombie coi baffi, che erano 2 epiteti che Cossiga aveva dato ad avversari politici. Ecco, vorrei che tu scrivessi un instant book, cioè un libro di quelli immediati, su Papa Benedetto XVI, chiamandolo Papa Benedetto dall'A alla Z, e che lo scrivessi entro domenica prossima, perché noi lo dobbiamo distribuire col giornale. Io non ce la faccio, non sono in grado. No, tu ce la fai, tu sei in grado. E vabbè, per farla breve, di notte, il giorno lavoravo e di notte scrivevo questo libro, voleva che glielo mandassi, che stampassi le pagine e gliele mandassi dove lui le poteva correggere con il pennarello blu e rosso quando era ancora più grave, se c'era una ripetizione, se c'era un'altra cosa, secondo lui. Per farla breve, anche quello, il libro lo pubblichiamo, va benissimo naturalmente perché era la notizia del momento, io penso di essermela scampata, lo pubblichiamo il sabato, domenica libero, il lunedì torno al lavoro, trovo davanti alla mia scrivania questa volta il direttore Paolo Fius, che mi dice complimenti, bel libro, è andato bene, infatti oggi devi partire, devi tornare a Roma perché devi seguire anche il conclave come inviato. Ho detto vabbè, contenti voi, alla fine io mi sentivo quasi in vacanza a fare il mio lavoro dal Vaticano come testimone privilegiato di fatti importanti che stavo facendo, riparto e comincio a fare le cronache per l'Unione Sarda dal Vaticano. Prima le riunioni delle congregazioni, poi il conclave. Il giorno del conclave è tutto da raccontare perché ci dicono dalla sala stampa, allora il primo giorno ci saranno 3 votazioni, serve una maggioranza qualificata, se il Papa verrà eletto il primo giorno al 99% sarà il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, e sarà eletto la prima votazione perché servono 3 maggioranze che sono uguali, se c'è la maggioranza c'è dalla prima volta, le altre 2 votazioni saranno così, poi se ne riparlerà l'indomani con una maggioranza semplice. La mattina fumata bianca, dunque non c'era la maggioranza, seconda fumata ugualmente, non c'era la maggioranza, noi prepariamo l'articolo e le prime 3 fumate sono andate a voto, se ne parlerà oggi sarà la giornata, Scola non ce l'ha fatta, quella, alle 8:15, guardate che sta per esserci un'altra fumata, ci dico, vabbè ma tanto, sì, ma voi guardatela, fumata bianca, eletto il Papa, panico in tutti quanti noi, ma come facciamo? Vabbè, ma abbiamo ancora i servizi su Scola, tanto sarà lui. Nel frattempo eravamo già rientrati in sala stampa perché Lamboni Mandroni volevamo scrivere per tempo in modo di avere poi la possibilità di andare a cena, perché sapevamo che il giorno dopo sarebbe stata molto lunga la giornata. E allora, in maniera rocambolesca, riusciamo dalla sala stampa del Vaticano a raggiungere di nuovo la parte della piazza che era dedicata ai giornalisti, perché c'era già un caos, veramente fu un'impresa incredibile, finché si affaccia il cardinale Toran e dice abbiamo Papa, e poi dice il nome, cardinale Bergoglio. In quel momento scende il gelo sulla piazza, il panico, qualcuno non aveva sentito, qualcuno aveva sentito male, altri non conoscevano questo nome. La signora che era davanti a me dice chi Malgioglio? Invece che siamo arrivati a questo punto. Voglio dire, se noi la prendiamo a ridere, ma mettetevi nei panni di centinaia di giornalisti che non sapevano nulla, alle 8:30 di sera non sapevano nulla su questo Bergoglio. Dopo di questo si affaccia, vestito di bianco, invece che con tutti quei paramenti che di solito hanno i Papa neoeletti. E invece di salutare, come dice buonasera, e poi comincia a ciacciarrare, a dire cose diverse rispetto alle cose che i suoi predecessori avevano detto. Panico, disperazione, come facciamo? Io dovevo fare 2 pagine, più un editoriale di prima. Veramente una delle cose più drammatiche della mia vita, non sto scherzando, adesso ne rido e ne parlo liberamente, ma mai avuta così paura, neanche quando dovevo fare le cronache degli omicidi quando ero ragazzo, mai avuta così paura, però in un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta, alle 2 del mattino abbiamo spedito, io e gli altri, ognuno per il suo giornale, gli articoli, avevamo anche scommesso un sacco di soldi, io su Ouellet, il canadese Ouellet, c'è roba che ci comunicavano di sicuro, perché chi 50 euro, chi 100, chi 200, abbiamo perso tutti, perché nessuno aveva scommesso su Bergoglio.
Vabbè, per farla breve, sono rimasti in Vaticano un'altra decina di giorni perché volevano che seguissimo anche i primi atti del Papa, che il giorno dopo è andato a Santa Maria Maggiore, poi è andato a pagare il bed and breakfast di cui aveva lasciato il conto aperto, ha fatto un sacco di cose subito che erano un po' strane. Appena rientrato a Cagliari finalmente avevo bisogno di vacanze e un giorno in effetti sono riuscito a stare in vacanza. Il giorno dopo sono stato convocato al giornale dove avrei dovuto fare 3 giorni di vacanza. Invece mi hanno convocato e trovo di nuovo Filippini nello stesso posto dove l'avevo lasciato per il libro precedente e mi dice il 28 è Pasqua, marzo, questo era il Papa l'hanno letto il 12, sono tornato il 17, il 18, il 28 è Pasqua, l'Unione Sarda, il 28 venderà il libro di Stamp Book sul Papa. E io ho detto complimenti, lo comprerò anch'io. No, tu lo devi scrivere. Vabbè, allucinante, una cosa incredibile. E abbiamo fatto un lavoro tutti, anche loro, anche le persone che mi hanno aiutato a cercare le foto, a paginare, a fare un lavoro eccezionale. Siamo riusciti ad andare in edicola il giorno di Pasqua, 10.000 copie vendute quel giorno, poi la ristampa ulteriori 5.000 copie, 15.000 copie in pochi giorni. Ma tutta questa premessa per dirvi come sono arrivato a conoscere il Papa. Allora, Monsignor Miglio, arcivescovo di Cagliari, intelligentissimo, politicamente intelligentissimo, dice: ma ti sei reso conto che questo è il primo libro che è stato scritto sul Papa nel mondo? Nessun altro dopo 15 giorni aveva già un libro pronto. No, non mi sono reso conto. Questo ce lo dobbiamo giocare bene. Allora ci penso io, mi ha detto. Dovete sapere che per il 28 aprile, il mese successivo, i vescovi sardi avevano fissato con Papa Ratzinger la visita ad limina, si chiama così, cioè tutte le diocesi sarde ricevute in Vaticano per fare un resoconto di quella che è stata l'attività degli ultimi 5 anni nelle loro ambiti. E Papa Francesco aveva fatto sapere che quella data era confermata attraverso il cardinale Becciu, che in quel momento era uno dei più vicini al Papa. E allora Monsignor Miglio dice: siccome noi dobbiamo andare in delegazione, io ti inserisco nella delegazione, anche se vescovo non sei, e faccio in modo che quel giorno tu possa avere un'udienza col Papa e gli consegni il libro. E così fa. Arriviamo in piazza San Pietro, perché mica sono finite le sorprese. Arriviamo in piazza San Pietro, il Papa fa la sua udienza generale, dopodiché si dedica alla parte sarda e lì fa un annuncio, che immagino tutti voi ricorderete, cioè dice che il suo primo viaggio da Papa in Italia lo avrebbe fatto a Cagliari per rendere omaggio a Nostra Signora di Bonario. E dunque giubilo, festeggiamenti, cosa, ci si attarda, io immagino che a quel punto l'udienza privata sia saltata, e invece no. A un certo punto mi chiamano, mi dicono vieni, con i libri. E io mi avvicino, naturalmente con un po' di tanta emozione, pensavo che si risolvesse in una velocissima consegna, in una benedizione. Invece il Papa cosa fa? Prende prima in mano il libro di Benedetto XVI, gli accarezza la copertina dove c'era il viso e chiama padre Georg, quello bello, che è il segretario storico di Papa Ratzinger, e gli consegna il libro e dice: questo lo dai al Papa perché su di lui è giusto che ce l'abbia lui, glielo fai avere da parte mia, da parte dello scrittore. Ah sì, perché finisce lui, poi prende in mano il suo, guarda così, mi guarda severo e fa: ma perché hai scritto un libro su di me? E io ho detto, non sapevo cosa dire in verità, davvero, mi sono bloccato. E gli ho detto, perché lei se lo merita, perché è una persona che ha già dimostrato le cose. E poi mi è venuto in mente, chissà come, di dirgli: e poi perché il paese del quale sono originario è molto legato all'Argentina. E mi fa: come è molto legato? Perché è molto legato all'Argentina? Era vero, perché Tres Nuragues ha una fortissima comunità di emigrati in Argentina e alcuni di questi ragazzi sono tra i più famosi che hanno combattuto contro il regime degli anni 70 e sono desaparecidos. Uno di questi, Martino Mastino, era uno dei capi della rivolta contro il regime fascista che in quel momento comandava l'Argentina, era un sindacalista, era nato proprio a Tres Nuragues nel 1944, immigrato insieme ai genitori nel 1948, fatto il sindacalista, e all'età di 30 anni è sparito da un giorno all'altro, e poi si è saputo dopo che dopo averlo torturato e fatto di ogni colore l'avevano buttato ancora vivo nell'oceano, questa gentaglia. E dunque il Papa mi ha detto: ma come mai? E io gli ho raccontato questa storia, è rimasto proprio fermo, ho detto: no, quella è una storia incredibile, una storia, mi dispiace, porta la mia benedizione alla famiglia, quella. Mi fa: ma come si chiama questo paese? E io ho detto: Tres Nuragues.
deve essere un bellissimo villaggio. E io ho detto, ah sì, carino. Quanti abitanti ha? Ha detto 1200. Ah, complimenti. Io, la prima volta sono sicuro che si è parlato di Tres Nuragas in Vaticano. E a un certo punto finalmente fa per andarsene, e dopodiché invece dopo un po' si gira e torna indietro e mi fa, scusa, un'altra domanda, posso? E ho detto, sì, prego. Ma in questo libro c'è scritto solo il mio passato o anche il mio futuro? Non mi ricordo cosa ho risposto, ma qualche fesseria sicuramente, perché ero ugualmente emozionato. Finisco dicendo che questo era ad aprile, io a giugno sono diventato poi direttore del giornale, 2 mesi dopo, e a settembre, quando il Papa è venuto, io ero nel palco, purtroppo, che la Chiesa aveva allestito per le autorità, c'era il Presidente della Regione, il Sindaco di Cagliari, il Prefetto e il Direttore dell'Unione Sarda. E il Papa è passato e ha stretto la mano a tutti. Quando è arrivata a me mi fa, noi ci conosciamo già. E ho detto sì, no, mai avrei pensato che si ricordasse, per dire, ecco, questo è il racconto dietro le quinte per sommi capi che c'è in questo capitolo. C'è lo stesso brio del modo in cui lo ha raccontato in questo momento. Si parla di tanti politici, tutti di grido, ve ne elenco solo qualcuno, si parla di Matteo Renzi, di Berlusconi, insomma si parla di Cossiga, di Grillo, di Di Pietro, di D'Alema, si parla di Gianni Morandi, si parla dell'altro cantante di Francesco Guccini, si parla di Renato Soro, di Gigi Riva, uno spazietto per un politico importante. No, volevo dire che si parla anche di un grande poliziotto, perché io ho dedicato un capitolo al bandito Pes, ma un capitolo anche ad Antonio Serra. Tu l'hai conosciuto, purtroppo, sì. Mi spiace. La famosa pattuglia Serra e Pilia. Secondo me Antonio Serra, più che un grande poliziotto, era un grand'uomo, io l'ho conosciuto, e poi chi leggerà il libro troverà lì perché secondo me era un grand'uomo. Noi tra i politici non voglio dire niente di che, se non che ho raccontato di dietro le quinte, devo dire che per esempio di Berlusconi, la prima volta che l'ho intervistato nel 1999, l'ultima volta nel 2016, è stata una parabola. Io nel 99 ero un ragazzino e lui era alla massima potenza, anche lì ho fatto una serie di figuracce la prima volta perché ero veramente molto emozionato. L'ultima volta lui si è addormentato mentre lo intervistavo, io ero già direttore e lui si è addormentato, lo giuro, ci c'è anche la ripresa, cioè, l'ho intervistato a Palazzo Grazioli e dovevo aver avuto una notte... No, non sto scherzando, si è veramente, letteralmente addormentato durante l'intervista. Hai ispirato a Corazza. Ma te lo giuro, guarda. No, anche, però lui era veramente in pessime condizioni. E dunque l'ho vissuta come una parabola incredibile. Renzi, lo stesso, la prima volta che è venuto all'Unione Sarda, era una specie di quisque de populo che nessuno lo salutava, era lui che inseguiva la gente per stringergli la mano. La seconda volta sembrava che fosse 2 anni dopo, che fosse arrivato il Messia, tutti che gli... E racconto anche questo dietro le quinte. Il personaggio più vero era Cossiga con tutti i suoi difetti. Vi racconto un brevissimo episodio perché so che stiamo per chiudere la serata, almeno per quanto mi riguarda. Cossiga mi ha fatto lo stesso scherzo del Papa, però quando ero giovanissimo. Io quando avevo 19 anni, prima di andare all'università, ho fatto l'ufficiale di complemento a Roma, Cesano di Roma, 4ª compagnia Tobruk, nel fanteria e cavalleria. E dalla scuola di Cesano di Roma mandavano per una settimana a fare le guardie al Quirinale. E io nel mese di marzo del 92 sono stato comandato per una settimana a fare anch'io la guardia al Quirinale con la mia compagnia. Cosa succedeva? Che il presidente Cossiga non dormiva al Quirinale, dormiva nella sua casa di via Ennio Quirino Visconti, nel quartiere Prati. Lavorava al Quirinale e poi la sera se ne andava a casa sua. E la guardia durava una settimana, il giovedì c'era il cambio della guardia. Allora lui il giovedì, prima di andare via, scendeva al corpo di guardia per salutare il comandante e per chiedere se ci fossero dei militari sardi. Dicevo anch'io, eravamo 3. A un certo punto saluta e fa, ci sono sardi? In 3 alziamo la mano. A un certo punto io lo vedo che lo sguardo si dirige verso di me e mi fa, lei non è sardo? Come presidente, no? Sì, sono sardo. No, lei è troppo alto, è impossibile che sia sardo. Di dov'è? Sentiamo. E ho detto anche a lui, sono di Tres Nuragas. Ah, di Tres Nuragas. Mi saluti Antonio Piras, che era il sindaco democristiano per 25 anni, sindaco di Tres Nuragas. Certo, come sta? Penso che stia bene, un po' che non lo vedo, però penso che stia bene. Ah, va bene, me lo saluti? Sì. A un certo punto fa per andarsene e anche lui, come ha fatto il Papa, torna indietro. Mi fa, mi scusi, ma lei come si chiama? E ho detto, Muroni. Ah, e Muroni come? Ho detto, Anthony. Lo vede che non è sardo. Allora,
Io veramente ringraziamo alla conclusione, perché insomma adesso c'è l'altro appuntamento. Io ringrazio veramente di cuore i nostri due ospiti, Anthony Muroni e Annino Mele. Vi invito a chi lo desidera ad acquistare i loro libri che si trovano lì nella postazione. E prima di concludere volevo leggere, avete trovato nelle vostre sedie un materiale pubblicitario della Sardex. Sardex Bisù